Signor Alfredo, continui la sua trattazione raccontandoci qual è il processo, della panificazione. Bene, questa è importante, questa domanda. È importante per i risultati e la qualità della pizza, perché il pizzaiolo è, diciamo, succube di, di questo cambiamento dei tempi. Quando per esempio noi scendiamo in estate, allora il pizzaiolo deve usare l'esperienza, sa benissimo che quell'impasto con determinata quantità di lievito, sa benissimo che l'impasto per i risultati che ha ottenuto, che fino a mezzanotte la pasta gli rende perfetta, allora a quel punto è un successo. E lo continua sempre negli anni, cioè io continuo sempre quel metodo per il caso estivo, e l'impasto va in quel procedimento. Cioè vedo che la pasta mi viaggia bene, partendo sempre da, io non uso altre tecniche, noi non mettiamo pasta in frigo, noi non usiamo niente, noi siamo tutto al naturale. Tutto quello che c'è attorno al pizzaiolo Alfredo e dentro la pizzeria Totò va tutto al naturale. Quindi poi quando riguarda i cambiamenti di tempo in inverno, allora regolarmente si dovrebbe scendere a una quantità di lievito un pochettino più spinta, l'impasto un po' più soffice, cioè, è il pizzaiolo che deve gestire questo. Quindi secondo i cambiamenti di tempo il pizzaiolo gestisce la pasta a modo suo e visti sempre i risultati che sono soddisfacenti, a questo punto consegna la pizza al cliente sempre con soddisfazione. Molto bene.